Bella ragazzi, a tutti i commenti veneziano su Bass Simulator 2018. Ho cercato di giocare un po' da solo perché vedo un po' certe dinamiche. Devo dire che ci sono delle belle chicche, raga, come per esempio la pioggia che è fatta bene, secondo me, anche le condizioni meteo in generale. Addirittura c'è la chicca che se tipo un passeggero si è dimenticato si è dimenticato le cuffie, io le ho prese dal sedile, dal posto, le ho portate fuori dalla fermata e come si dice, addirittura posso vedere i miei autobus in giro per la città, quindi questa è la cliccata meravigliosa. Abbiamo due bus adesso, chiaramente con l'arancione ACTV, abbiamo questo che lo guido io, il business è tra Fancuore, e il Citaro K che l'ho dato a una ragazza, a Melanie, che è insomma, il classico zoccolone commentiano, ecco. Adesso qua sto cercando di capire cosa devo fare, da quello che ho capito devo generare un percorso e darlo a un guidatore, gliel'ho dato. E l'altra è fare 180 passeggeri, siamo a 154. Noi proviamo a fare questa qua. Io penso che devo andare su questa e lui sull'altra, boh, non ho ben capito, spero che sia così. Ma vediamo se è così. Qua non capisco. Number of driver, service, stop. 1, 0. Non lo so, proviamo così. Andiamo con questo, vediamo se faccio qualcosa. Ok, boh. Raga, siamo qua, belli fieri. Eccoci. Questo è già molto più bello, guardate anche gli interni, un po' di classe, pura classe come viene. Ok. Andiamo con il nostro volante side panel, ragazzi, come si fa ad andare indietro con la visuale e tenerla dietro? Vi prego, aiutatemi, cazzo. Ok. Luci, luci. 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 Ok. Chiudiamo le porte. Very good. Vai. Prendiamo una bella giornata. Buono, vediamo se vediamo anche il nostro autobus. Imitatore. E dobbiamo dominare adesso. Per fare i big money. Voglio i big money come indiani. Però è bello che addirittura si dimenticano le cose e posso ridare, cioè sono chicche, raga. Ho visto anche una fermata con dei lavori. La pioggia ripeto è fatta bene, però va a random, non voglio selezionarla io. Ma guarda come. Io sono un pazzo, però anche loro, mamma mia. Ok, subito vaneggi come indiani del primo colpo. Proviamo sto nuovo bus. C'è traffico a quest'ora però, Vediamo se ho fatto bene il percorso. Soprattutto quello del mio insomma del mio autista. Dai vecchio come. Ok, buono. Questa è la nostra prima fermata. Media Center Astra. L'unica roba non so perché non ho fatto una città reale, cioè comunque una città fittizia. Ok. Che bel maglioncino, che bell'uomo, bell'uomo. La vecchietta. Perfetto.
Poi si bloccano, su questo forse abbiamo già visto che ho delle macchine tipo che si bloccano alla fermata delle bus orari perché sennò non posso fermarmi. Però il fatto di vedere gli altri autobus è una cosa bella. Forse non c'era sull'altro, non mi ricordo. Il Cume CTV, la Veneziani Trasporti, se vuole fare concorrenza alla CTV. Pianino. Addirittura con la pioggia c'è l'ombrello e chi non ha l'ombrello corre via velocemente, cioè mi sembra di aver visto veramente delle chicche importanti. Il gioco c'è, ragazzi, il gioco c'è. Ok. Ho fatto poche fermate così cerchiamo di così ci alleniamo. Right on time, thank you. Ciao, no aspetta però, apriti, vai, scusami, sorry boss. Goodbye. Goodbye. I need a ticket. Oh, i ticket. Allora, day, regular, what? No, ho sbagliato, ma porca puttana. Per far veloce. Uno. Thanks. 8 più resto. A ticket, please. Che bello che sono. One ticket, please. Regular. Ok, ho regalato un po' di soldi. Ok. Dai vecchio, su, dai, camion viola, dai. Dai, madonna del signore, dai vecchio, su, bravo. Sto a prendere il marciapiede, visto che è una mia costante. Mamma che traffico che ce l'ha. Abbiamo... Ok. Ottimo direi. No, questo boh. Chissà se è una buona fermata. Good stuff. Oh, Takemo. Dei. Regular. Shoot. Thank you. Ok, thank you. Buono. Come di più? Non l'ho capita sinceramente, cioè, vabbè, fanculo anche i soldi. Come ne ha tanti. Next stop, Astro Promenade. Ok. Ma non è l'ultima, non è la quarta questa. Marbles. Piano. Cazzo, non è colpa mia, madonna. Che pesanti però, per un coso, per un dossetto. Next stop, Astro Promenade. Vediamo quanti soldi regaliamo. I need a ticket. Senior. Ok. Thanks. Non andare piano, non andare.
Ok. Ottimo. Dovrebbe essere l'ultima però questa, no? No! Mamma mia. Next stop, Greenwich Square. Mamma mia, ma perché devo regalare soldi così, madonna? Sì, ma qua non posso stare tutto sto traffico, dai. Cominciamo a vaneggiare un po'. Non ho ben capito dove devo andare, però, cioè, scusa, era l'ultima fermata, ma non sono 4. Boh. Questa è una cosa che ancora non capisco, sinceramente, cioè, sono 4 fermate su più di 4. Muovite. Hai rotto il cazzo. Adesso poi no, aveva fa apposta allora. I'm thinking about getting a dog. Really? How so? Well, I imagine Ecco, altri danni, solo perché lui è un coglione. though I know. E regaliamo soldi così. E regaliamo soldi. Non so come posso aver sbagliato il percorso, che erano 4 fermate in croce. Wait, is this even the right bus? Gioco quando registro porta una sfiga, oh. Mangiapiede. Ah, Dio mio. Sono già in perdita coi soldi, secondo me, in questa missione. Speriamo che mi porti a casa qualcuno Melania, perché sennò sono cazzi. Cosa ho fatto adesso? 2000 euro di... vediamo quanto sto già perdendo. Per fortuna non tantissimo, però ragazzi, mamma mia. Che ciupol, cioè devo andare veloce, raga, cioè già un limitatore. Il come è arrogante, raga, un come è arrogante che non rispetta i limiti neanche su Bus Simulator. Il Cume non rispetta niente. Il Cume è contro la legge. Look at all the garbage. Non capisco perché se ho fatto 4 fermate devo farne di più. Spiegatemelo voi, raga, perché io non lo capisco sinceramente. Next stop, Greenwich Square. This braking position is just perfect. Però almeno quello. See ya. I need a ticket. Ok, allora Day Student 1. Thanks. I think I'll need several tickets. Bingo Senior. Thank you. Ok, andiamo più pianino così almeno non sbagliamo questo. Next stop, Stalker Square. E non è l'ultima. Ah, più fermate, oppure c'è qualche motivo. C'è l'incoglionito. Ma sto vecchio, ma cosa vuoi fare, madonna? Hai 190 anni. Riesci a ascoltare la musica a cannone. Sto pippone. Abbiamo il traffico, ci metteremo 10 ore. Cazzo, sono anche in ritardo, nel senso tra poco mi scatta il ritardo pesante. Ecco, te pareva. Sporo la rischia, vaffanculo. Ok,
fatto anche bene. Next stop, Stalker Square. Ok, c'è una persona in carrozzina. Vai di rampa. Vai. I have an appointment. Cioè, perché? Ma se l'ho acceso? No, sto bestemmiando in polacco. Ma se l'ho aperta! Weak. Regular. One. Dai, veloci, The dai. storm blew my hat away. Ok. Allora qua. Aspettiamo, forse non l'ho aperta del tutto, forse non è scesa. Dai, vecchio. Grande. Ok. Ottimo. Next stop, Media Center, Astra. Last stop. L'ultima fermata questa, boh. Vabbè. Ora ho vaneggiato io. Non abbiamo visto il nostro amico Pullman, però. Il nostro autobus arancione. Non ho rispettato le... vabbè, no dai, non andavo veloce, però hai rotto veramente i maroni, cioè. Vince has a twin sister, Christina. Sì, Cristina, gran zoccola. Bah, non andavo, assolutamente non andavo veloce. I hate the commercial breaks in Winter of Passion. They Siamo always arrivati. come right after a cliffhanger. Next stop, Media Center, Astra. Okay. Last stop. Please leave the bus. Rampa. Perfetto. No, non perfetto. Poi giù, porco trota. Ok. Ottimo, scendete tutti. Vai. Ok, lo possiamo togliere anche i rifiuti, stavolta ci dobbiamo ricordare. Ottimo. E andiamo in magazzino, in garage. Spero che abbia fatto le cose giuste per le missioni. In caso aiutatemi voi ragazzi, commentino sotto. Il cume è un po' rimbambita. Sì, diciamo che ho preso un po' di danza, come si dice, un po' di penalità, però vabbè. Sapete che il cume è favorevole alle penalità. Dai vecchio, su, bravissimo. Il nostro autobus non si vede. La ragazzetta forse sta giocando con il manubrio. Però va bene. Noi non rispettiamo le strade, cioè noi siamo la Veneziana dei trasporti, ragazzi. È scritto pagine indimenticabili, sia con Eurotrack, con American, con Bus, con Fernbus, cioè, anche con Flight Simulator, come alla fine. Aspetta, suoniamo. Tanto non ho passeggeri, quindi possiamo anche rischiarla. Però è sempre bello portarlo, cioè l'autobus in garage, cioè se no. Dai vecchio, su. Benissimo. E parcheggiamolo. No vabbè, però regalarli proprio i 500, cioè così fai proprio schifo, però. Sei proprio un gioco di merda, sei maledetto.
poi c'è come anche un po' rincoglionito e questo comunque conta, Ok. Buono. Scendiamo, prendiamo le immondizie. Guarda che gente in civile però, ragazzi, mamma mia che brutta cosa. Ok. Passiamo. No, non si crede. No, ma porco. No, vabbè, va. Cioè, ma no, Fiori, non passiamo. Non passiamo. Non ho parole. Come finire in bellezza il viaggio. Siamo? Ho capito, ma non posso uscire da quel porco di merda di coso. Ascolta, cazzi tuoi, vecchio, Ah, ok, meno male. Sono un figo, però. Avevo quanti soldi ho perso. 3 stelle, madonna. Che cesso, stiamo giocando un po' da culo. Però... sto sbagliando qualcosa qua, ragazzi. Cioè, a sto punto... Spiegatemi voi cosa devo fare, passeggeri ne manca uno. Cioè, a sto punto non la capisco, non ho voglia di tradurla. Raga, ho saluto il commentone veneziano. La Venezia dei trasporti mi sembra che veramente sta colpendo alla grandissima questa città. Stiamo ammazzando persone. Cioè, non abbiamo ancora ammazzato nessuno. Abbiamo fatto qualche danno qua e là, però il cume c'è, la Venezia dei trasporti anche. Raga, ho saluto il commentone veneziano. Ciao!